Il vigile cosciente, ma dall'ospedale dopo il lungo intervento di ieri non vuole ancora parlare dell'accaduto. La tredicenne, che è vittima del gruppo di bulli, tutti minorenni, ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra della scuola pochi giorni fa. Intanto né la scuola, un istituto del Veneto orientale con il dirigente, né le famiglie del gruppo di bulli si sono fatte avanti con la famiglia della ragazzina per estendere le scuse e chiedere che cosa abbia provocato il tracollo della stessa e da quanto tempo si stesse perpetrando tanta violenza psicologica nei suoi confronti. Si conoscono infatti nomi e cognomi del gruppo di bulli, 5 ragazzine coetanee, compagne di scuola e non di classe della tredicenne, più un ragazzino esterno alla cerchia scolastica. Avevano formato un gruppo social apposta per prendere in giro la tredicenne, ragazzina semplice, acqua e sapone, la cui bellezza sembra desse fastidio a tal punto alle altre pseudo amichette da farle credere di non essere adeguata né a loro né ad altri e quindi non meritevole di alcun tipo di attenzione se non le più becere. La ragazzina, dopo l'intervento plurimo avuto all'anca e alla schiena, potrebbe riportare danni e invalidità anche permanenti. Per lei difficile il rientro a scuola entro giugno. Per non farle perdere l'anno scolastico, la mamma sta pensando già di come farle prendere delle lezioni supplettive anche in ospedale, certo non appena si sarà ristabilita.